Ecco qua, siamo all'uscita. Guarda come bello biondo. Facciamo vedere, va. La provola che si è sciolta dentro. Un po' a me e un po' a te. Una poca... Eccomi qua con mia madre. Buonasera. Mamma Patrizia, mamma Patrizia. Allora, visto che l'altra volta pure Panzarotti in Danatiel ci hanno chiesto qualcuno e allora a questo punto ci devo vedere come si fanno e allora ho detto, ecco, può essere l'occasione di far vedere come si fanno. Certo, perché ognuno lo fa in un modo. Allora vi faccio vedere direttamente il procedimento. Proprio tu come cucina? Come lo faccio, certo. Allora, voi come facete? Prima di tutto, noi facciamo vedere il procedimento del panzarotto. Quello che non è un panzarotto pugliese, ma è un croquet fondamentalmente, è un panzarotto. Noi andiamo al primo passaggio che è quello di scaurare. Scaurare le patate. Scaurare le patane, scaurare. Ci andiamo a mettere le patate. Patate normali, non le rosse. Mo le facciamo vedere, patate. Ecco qua, facciamo vedere il tipo di patate che Ecco sono qua, le vecchie normali. le patate vecchie. Sì. Semplicemente si vanno a mettere in da pentola con l'acqua. Esatto. Tempo? È una mezz'oretta. Il tempo che esce il bollore. Quindi, mo una mezz'oretta e vediamo se la patata è Sì, cotta. una volta che è cotta le patate, le sbucciamo e facciamo vedere il procedimento. Ok, ci sono vari metodi per vedere se la patata è cotta. Sì. Dopo noi facciamo vedere un paio, poi ci dite voi quale usate. Ho già passato chi fa la forchetta, io ci uso lo stuzzicadente, Stuzzicadente o stuzzicandone, proprio enorme. quello là degli spediti, diciamo. Esatto. Aspettiamo che esce il bollo, appena comincia a bollire, Esatto. vediamo le patate. Trascorsi circa 10-15 minuti, un quarto d'ora, sì. Sì. Andiamo a vedere se sono Facciamo il pronte le patate. procedimento dello stuzzicadente. E infatti, vedete, la patata è fatta. Spegniamo e aspettiamo che si raffreddi, che poi andiamo a pulire e le schiacciamo. Eccoci qua, fatte freddare le patate, adesso si vanno a schiacciare. Sì, si sbucciano prima e poi si schiacciano. Vai, procediamo. Ecco qua, si vanno a sbucciare normale, proprio come qualsiasi altro tipo di patate. Tu hai preso le classiche patate vecchie. Sì, le patate vecchie, tutto fare. Non, né per i crocchè né per l'insalata. Le vecchie che si possono fare tutto. Vabbè, al di fuori dell'insalata, perché ci sono le patate appositivamente. Ecco qua. Ecco qua come esce il tutto. Allora, ci siamo. Patate schiacciate, si va al procedimento. Allora, io ci metto un uovo perché le patate non è che ne sono tante, dipende dalla quantità. Quante patate abbiamo usato? E io ho fatto un 3/4. Poi ci aggiungo il salame tagliato a pezzettini. Metti tutto dentro? Sì. Chi non gli piace ci può mettere il prosciutto cotto oppure niente, solo la provola. Poi ci mettiamo il prezzemolo tritato, un po' di pepe, un po', abbastanza. Pepe quanto piace? Quando sì. Poi ci mettiamo romano. E sale. Mettiamo poco perché ci sta il romano. E andiamo a impastare. Impasto finito e si comincia a formare quello che sono i panzarotti. Mettiamo la provola e si può mettere anche il fior di latte. Non la mozzarella perché c'è
c'ha l'acqua, diciamo, contiene un poco d'acqua, quindi si possono aprire i panzarotti. Un po' di provola asciutta, diciamo. Ecco qua. E poi si va alla panatura. Pangrattato normale, no? Ma Sì, sì. siamo pronti per friggere. Siamo pronti per Sì, friggere. l'olio è in ebollizione. L'olio in ebollizione. È L'olio in in ebollizione. ebollizione. L'olio è caldo a punto giusto. Andiamo a mettere i panzarotti. ecco qua, siamo all'uscita. Ehi, guarda come bello biondo. Come vedete sono venuti biondi perché l'altra volta logicamente dicevano sono venuti scuri, si sono bruciati, non era quello il fattore che facendo una padella più piccola Sì. e Perché facendo erano casalinghi, cose così. Diciamo che un po' la padella era scura sotto, era con l'alde aderente e quindi si vedeva l'olio scuro. E in più erano 4-5 crocchè, anzi panzarotto, napoletanamente. E quindi venne un po' più. vabbè, diciamo che venne un po' più bruciacchiato Sì. perché comunque facendolo nella padella venne un po' più Che bruciacchiato. poi a noi ci piace anche un po' più. Beh, hanno un sapore, Eh. Mo' a massaggiare questi qua, però. Ora andiamo ad assaggiare questi. Vado all'assaggio. Senti, la frittura è buona, la frittura è buona. Facciamo vedere, va. La provola che si è sciolta dentro. Ma, vedi che te Mangi, mangia. vedi che ti mangi, vedi. Fateci sapere voi come li fate. Tu non mangi, padrino? Mangi, Sì, mangi. un po' a te, sì. Un po' a me e un po' a te. Una poca. Oh. O fuoco. Sono buono, sono buono. Approfittando che non c'è, io faccio una cosa che mi ricordo quando ero piccolo. Ed era questa. Molto dietetica, molto dietetica. Ed era questa. O panzarotto pizzo panino. Bile che te magno. Quanti di voi lo facevano? Facetemi sapere.